A poco più di 20 giorni dall'inizio del Mandorlo in Fiore, la città di Agrigento è pronta per esporre l'evento nella prestigiosa vetrina della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, alla Fiera di Milano dal 12 al 14 febbraio. L'iniziativa promozionale, organizzata dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana. Domenica 12 febbraio, nello stand riservato alla Sicilia, interverranno il sindaco di Agrigento Miccichè, l'assessore alla cultura Ciulla, l'amministratore della DMO Turistico Valle dei Templi La Gaipa, il direttore organizzativo Giovanni Di Maida. La 75esima edizione del Mandorlo in Fiore, in programma dal 5 al 12 marzo, si appresta ad annunciare la primavera precoce con una settimana intensa e ricca di eventi all'insegna della danza, la musica, l'animazione, l'intrattenimento, spettacoli, concerti ed enogastronomia. La manifestazione storicamente saluta il risveglio della natura con i mandorli fioriti. Il Mandorlo in Fiore celebrerà i patrimoni immateriali UNESCO e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo. Il programma è fitto di appuntamenti. Il sipario si aprirà il 21 febbraio in coincidenza col Carnevale e si concluderà il 13 marzo nel vicino borgo della Barocca Naro, la fuggentissima città di origine della festa di primavera. Particolarmente attesa è l'emozionante fiaccolata dell'amicizia in calendario venerdì 10 marzo, con la partecipazione sul solco della pace e della fratellanza tra i popoli dei gruppi provenienti da una trentina di nazioni di Africa, America, Asia ed Europa, poi prestigiosi artisti in concerto, tra i quali il Banco del Mutuo Soccorso, Francesco Guzzurro, definito da Ennio Morricone tra i più grandi del mondo, Tom Sinatra, musicista che ha rivoluzionato le tecniche del mandolino e ha rappresentato la Sicilia dovunque, e ancora spettacoli di musica, danze dei gruppi partecipanti al 20° Festival dei Bambini del Mondo, provenienti da Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia. Lo spazio è riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del Cook-Test Agrigento Cooking Show in collaborazione con la Valle dei Templi Film Commission. E poi ancora le grandi parate in calendario il 5 e il 12 marzo, gli spettacoli del 65° Festival internazionale del folklore con i gruppi dell'Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d'Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Corea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d'America, Thailandia e Uzbekistan. Maggiori informazioni sul sito mandorloinfioreagrigento.com.